Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo da radar. Vediamo l'azione di un minimo depressionario sul nord-est dell'Europa che porta ancora dell'instabilità in via, soprattutto sulle regioni del sud Italia, compresa la Sicilia. Assistiamo a temporali fin sulla Calabria, anche sulla Campania meridionale, con temporali forti associati anche a dei nubifragi e a grandinate. Comunque senza particolari disagi si sono verificate comunque intense precipitazioni, con qualche criticità solamente per quanto riguarda la viabilità. Condizioni di bel tempo sul resto dell'Italia, con miglioramento anche al sud, con ritorno alla stabilità dappertutto. Martedì sarà una giornata senza effetti in termini di precipitazioni, ma comunque con lo sviluppo di qualche temporale su Alpi Prealpi, soprattutto centro-orientali e sull'Appennino settentrionale, qualche possibile sconfinamento fin sulla Val Padana, ma si nota il fronte temporalesco a partire dai settori nord-occidentali nella giornata di mercoledì, che porterà qualche precipitazione. E prima di passare alla grafica, che come vedete la giornata di mercoledì sarà più instabile sulle regioni del nord, martedì sera segnaliamo la possibilità di qualche temporale sul Piemonte centro-occidentale, soprattutto Torino e Cunese. Condizioni quindi di instabilità nella giornata di mercoledì, la giornata più interessante dal punto di vista delle precipitazioni, perché assisteremo a intanto una mattinata soleggiata ovunque, ma dal pomeriggio al transito di un fronte temporalesco a partire dal centro Europa, per l'azione di un minimo depressionario sopra il Regno Unito, che invierà queste correnti instabili nord-atlantiche pronte per portare formazione di temporali su Alpi e Prealpi, con temporali forti soprattutto sul nord-est e sul Piemonte, a rischio quindi fenomeni come supercelle. In questo caso intendiamo fenomeni associati a grandinate fino a medie dimensioni, forti venti e piogge, fenomeni a macchia di leopardo sul resto del nord, possibili anche sull'Emilia Romagna, specie sull'Appennino tosco-emiliano, condizioni che entro sera porteranno all'azione di temporali su gran parte della Val Padana, specie sulle medio-alte pianure. Attenzione, perché quindi sulle regioni del nord, soprattutto sul nord-est, registreremo un lieve calo nei valori massimi. Sul resto della penisola quindi il tempo sarà stabile e pressoché soleggiato, col transito di qualche sottile velatura sul centro Italia e sulla Sardegna. Come sarà invece la giornata di giovedì? Una mattinata pienamente soleggiata ovunque, con pomeriggio stabile, a parte qualche temporale formazione lungo l'Appennino centro-meridionale, abbastanza isolato. Possibile temporale anche sulla pianura piemontese, ma solamente in modo locale, più che altro nel Cunese. La risalita del promontorio anticiclonico di matrice africana sarà generalmente stabile e afoso dappertutto, proprio per l'espansione dell'anticiclone africano. Le depressioni e l'instabilità atlantica rimarrà lontana dall'Italia e anche dal centro Europa, a parte qualche piovasco possibile sulle zone alpine e sui Balcani. La giornata di venerdì sarà invece ampiamente soleggiata. Il regime anticiclonico sarà esteso su tutta l'Italia, anticiclone africano protagonista, fino a 40 gradi entro il weekend, e con le depressioni atlantiche sempre lontane dall'Europa, ma il tempo e forti temporali possibili solo sulla Gran Bretagna, sulla Scandinavia, solo sul nord Europa. Gli anticicloni saranno sempre protagonisti su tutta quanta l'Europa, portando un'ondata di caldo intensa fin sugli stati centro-meridionali dell'Europa, condizioni che manterranno anche lontano l'anticiclone delle Azzorre, sempre ritirato sull'Oceano Atlantico. Correnti umide atlantiche, grazie all'anticiclone delle Azzorre disposto in oceano, saranno più favorevoli in ingresso dall'oceano verso la Gran Bretagna per continue nuove depressioni in formazione sul nord Europa, condizioni che manterranno questo anticiclone molto probabilmente fino all'inizio della prossima settimana, quando però potrebbe esservi un break. Ne riparliamo fra poco. Intanto guardiamo i valori termici previsti per i prossimi giorni. Le temperature quindi nei prossimi giorni, a giornata di martedì, sarà in prevalenza molto calda sulle regioni centro-meridionali, fino a 38 gradi sul Tavoliere delle Puglie. Per il resto sul centro-sud Italia valori tra i 33 e i 36 gradi, con punte fino a 37 gradi in generale su gran parte delle coste tirreniche. Altrove sul centro Italia tra i 32 e i 36 gradi, sul nord Italia attorno ai 30 e i 33 gradi, anche punte di 34 gradi sull'Emilia Romagna. Mercoledì assisteremo a un calo termico sul nord Italia, soprattutto sulle Alpi sul nord-est, con valori tra i 28 e i 31 gradi per i passaggi temporaleschi. Altrove tra i 30
30 e 33 gradi sull'Emilia Romagna, sul resto del nord. Anche sulla Toscana assisteremo a un lieve calo, comunque attorno ai 32-33 gradi, 36 gradi sul resto delle coste tirreniche e sul centro Italia, ancora fino a 38 gradi sulla Puglia e sulla Basilicata, condizioni di caldo intenso tra i 34 e i 37 gradi sulla Calabria e sulle due isole maggiori. Giornata di giovedì, nuovo rialzo delle temperature sulle due isole maggiori, in modo particolare tra i 35 e i 38 gradi, punte di 39 gradi sulla Sicilia, tra i 35 e i 38 gradi sul resto del sud Italia, un po' meno i valori tra i 34 e i 37 gradi sulla Calabria e anche sulla Basilicata. Sul resto del centro Italia attorno ai 34 e ai 37 gradi, punte di 34-35 gradi sul nord Italia, soprattutto sull'Emilia Romagna. Venerdì sarà una giornata ancora più calda con generale rialzo termico, 39 gradi sulla Sardegna, valori un po' meno caldi sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Basilicata, tra i 34 e i 37 gradi, ma comunque caldo intenso e afoso, tra i 35 e i 38 gradi sempre sul Tavoliere delle Puglie e sulla Campania, tra i 34 e i 37 gradi sul centro Italia, fino a 35 gradi su tutto quanto il centro-nord. Weekend invece contraddistinto da punte fino a 38 gradi quasi dappertutto, addirittura fino a 40 gradi sul Tavoliere delle Puglie e fino a 39 gradi ancora una volta sulla Sardegna. Un po' meno caldo invece sulla Sicilia, ma avremo sempre valori molto caldi e afosi. Ma da valutare invece quello che accadrà successivamente, perché abbiamo parlato in un video precedente per l'arrivo di flussi stabili atlantici nella settimana tra il 12 e il 19 di agosto. Ebbene, sembra confermato il passaggio di questo impulso atlantico, che favorirà quindi un passaggio temporalesco abbastanza intenso. Da valutare però se vi sarà uno sfondamento da parte di queste correnti umide instabili di dirigersi verso il nord Italia, per portare quindi un clima molto più fresco, una decisa rinfrescata, un calo termico anche di oltre 10 gradi si assisterebbe, se non di più, per l'arrivo quindi in un'area molto fredda di matrice artica, che andrebbe quindi a portare il ritorno di piogge molto intense, si assisterebbe quindi al rischio di nubifragi, e questo dovuto soprattutto al posizionamento dell'anticiclone azzorriano in pieno oceano e dell'anticiclone africano in ritiro verso le sue terre d'origine. Attorno a Ferragosto questo deciso cambiamento porterebbe quindi temperature, pensate, attorno ai 20 gradi di giorno sulle regioni del nord Italia. Sembrerebbe un break quasi dalle caratteristiche autunnali, ma comunque da valutare, perché dipenderà soprattutto dal posizionamento e dallo sfondamento quindi del minimo depressionario. Vi faremo sapere nel corso dei prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.